Bella a tutti ragazzi, oggi torniamo in survival. Allora, mi sono un po' avvantaggiato, mi serve un'ascia per rompere quegli alberi, prendere quei tronchi, quindi un po' di legno ce l'abbiamo già. Tra poco dobbiamo già dormire, già tardi, quindi una bella ascia e andiamo a rompere. Perché è sottoterra? Vabbè, non avete visto niente voi. È sottoterra davvero. Questo sarà l'episodio falegname. Sì, sì. Ma anche un po' di canne a zucchero, dai. Fanno comodo in futuro. Perché ora non ci servono, quindi le useremo. Poi queste pecore mangiano un sacco di erba. Quindi io, sono piena. C'è pieno di lana. Ora vi faccio vedere tutta la lana. Sì, 3 pecore, guardate quanta lana ho fatto. Sapete una cosa? Non ho mai mangiato dalla serie. Non ho mai mangiato niente. Allora, come vedete, questo fa schifo. Devo migliorarla. Tanto dormiamo. Farò un episodio quando avrò finito di migliorare la casa. Non c'è visto. Proprio meglio, È meglio. Meglio che non c'è visto. Sono pieni di materiali poi. Via 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 via. Non avete visto. Vabbè, torniamo in creativa. Perché io non voglio perdere oggetti, ho appena cominciato ed è troppo pericoloso questa cosa. Quindi una bella pozione della visione notturna, se la trovo, perché no, dove era la visione notturna? Ok, questa 8 minuti sono anche tanti. Andiamo dove abbiamo perso gli oggetti. Ok. Cominciamo a vedere già un po' di oggetti. Ok. Perché ero pieno di oggetti. So che devo metterli giù. Li metterò sempre da ora. Mi basta trovare gli oggetti principali. Cos'è che ho trovato? Ok. Ah, ma si sono proprio dispersi questi oggetti. Proprio lontani. Vabbè. Ok. Dai che abbiamo quasi preso tutto. Ok, ferro e binario preso. Mi bastava questo. Dovrebbe essere tutto. Non avevo molti oggetti. Un'altra. Uova. Piccone. Ok, lascia. Perché senza ascia non facciamo niente. Migliorerò la casa quando sarò pieno di legno, perché ora non è che ne ho vagonate, quindi cerco
di farlo più tardi. Questo episodio lo chiamerò fail, perché è un fail. Cioè, non so. Vabbè. Prendo la cesta. Anzi, no. Vabbè. Io non imbroglio, quindi le pozioni le butterò via, non me le tengo, non preoccupatevi. Non sono ACAB. Questo le butto via, insomma.